Il mercato sta cambiando in quanto parecchi paesi che le stesse nuove economie emergenti si evolvono molto più rapidamente di quello che ci si aspettava e quindi richiedono un prodotto sempre più sofisticato, dove per prodotto in questo caso intendiamo ovviamente prodotto più servizio. Ecco, mentre solo, per dare un dato, solo 15 anni fa in mercati come la Russia si poteva vendere di tutto, oggi noi assistiamo ad un mercato, anche quello russo, che in 15 anni è cambiato completamente e che richiede il meglio. Ecco, il meglio significa prodotto più servizio al più alto livello possibile. Il mercato del Red Alberghiero è un grosso mercato perché ogni anno nel mondo si rinnova almeno 1 milione di stanze di alberghi preesistenti e si creano 500.000 nuove stanze. Quindi un mercato grande. È un mercato in crescita fondamentalmente in tutti i continenti tranne l'Europa, quindi le imprese devono sostanzialmente guardare di più all'America Latina e all'Asia soprattutto e al Nord Africa. È un mercato in cui cresce, diciamo, la fascia alta, quello che potremmo semplificando dire il mercato dei 4 e dei 5 stelle. Beh, i scenari del turismo sono in grandissima evoluzione. È il fenomeno che si sta evolvendo maggiormente sul pianeta. Oggi riguarda tutto il pianeta, pensiamo solo all'esplosione della Cina, sia come mercato di destinazione che come invece fruitore di turismo a livello mondiale. Quindi il futuro del turismo è un futuro in grande crescita, nel quale l'Italia ovviamente può avere un grande ruolo se riuscirà a seguire quello che è un processo di grande evoluzione, che è sia di stile, ma è soprattutto i contenuti. Cioè noi oggi dobbiamo puntare da un lato su un turismo di sempre maggior qualità, che riesca però a presentarsi col miglior rapporto qualità-prezzo. Questo è un discorso che riguarda tutta l'industria e il turismo è diventato industria, che è uno dei problemi principali che abbiamo in Italia, dove non riusciamo ancora a capire che il turismo per l'appunto è industria e quindi deve ragionare secondo i parametri dell'industria. Bisogna che queste aziende sappiano parlare con l'architetto, sappiano offrire all'architetto quello di cui lui ha bisogno. La cosa curiosa che esce spesso in queste analisi è che il prezzo, ad esempio, non è neppure la componente più importante. Di solito un architetto, soprattutto all'estero, ha un budget al quale sottostare, ma l'analisi che riguarda il design dell'oggetto, le sue qualità intrinseche, la sua rispondenza sia appunto ehm, al must prestazionale, chiamiamolo, al concept generale, sono ancora più importanti. Per cui chi vuole quel prodotto lo vuole e basta, non ha una grandissima importanza quanto costa. E questa è una sfida importante perché quindi parliamo di un mercato ricco dove con l'ingegno puoi aggiungere molto valore. Soprattutto le grandi catene alberghiere hanno bisogno di tempi certi di realizzazione e quindi preferiscono avere a che fare con un unico interlocutore. Per cui all'interno di un grosso mercato si crea un maggiore spazio per quelle imprese che riescono a realizzare, diciamo, chiavi in mano l'intero albergo, nel senso di la camera e gli spazi comuni, le parti fisse e le parti mobili. Alla fine l'eccellenza è l'elemento devo dire, comune a tutte le aziende che riescono a restare sul mercato. Tra l'altro io conosco molte aziende friulane e devo dire che è il famoso Nord-Est che è riuscito a proporsi nel mondo per la sua eccellenza, devo dire sta applicando criteri di tipo industriale legati alla ricerca, allo sviluppo, all'innovazione continua, per cui è un territorio che ovviamente sta affrontando una ristrutturazione difficile come tutti, però secondo me con una marcia in più rispetto ad altre situazioni.